Presidente Serracchiani, un modello di Friuli esiste ancora 40 anni dopo? Beh, intanto ci siamo impegnati molto e sono tante le persone da ringraziare, a partire dall'Associazione dei Comuni e dei sindaci dei Comuni della ricostruzione e del terremoto, perché credo che il lavoro che abbiamo fatto insieme ci ha permesso di organizzare una serie di attività, ben 103 sono gli eventi coordinati in qualche modo dalla Regione, che valorizzano proprio questo modello. Quindi da un punto di vista di collegamento della commemorazione è sicuramente un modello di ricostruzione, quelle che furono gli esempi di valenza istituzionale, legislativa, il modo con cui la comunità reagì alla catastrofe che in qualche modo ci ha portato appunto a costituire il modello Friuli, c'è tutto. Ovviamente declinandolo anche all'attualità è un modello che interpretiamo come un modello di autonomia virtuosa, di buona amministrazione, di esercizio degli strumenti di autonomia al servizio della nostra comunità. Si continua a guardare però ancora in termini di prevenzione pro futuro. Assolutamente, non a caso hanno acquisito particolare importanza fra tutti questi eventi la settimana dell'esercitazione che faremo con la partecipazione delle province di Trento e Bolzano, della Regione Veneto, dell'Austria, della Slovenia e della Croazia, che si svolgeranno a settembre a Portis di Venzone, e anche la scuola di emergenza, che significa organizzare corsi per i prossimi anni. È un impegno importante, ma crediamo che sia assolutamente utile investire nella prevenzione e non occuparci, ahimè, soltanto delle emergenze il giorno dopo. Presidente Serracchiani, queste celebrazioni, non solo celebrazioni ma anche un modo per far conoscere ancora di più la Regione, anche nella sua specialità, che risvolti può avere tutto questo programma che è importante? Beh, d'accordo con tutti gli enti, le associazioni, con tutti coloro con cui abbiamo lavorato fin dal maggio del 2015 ci siamo detti che non doveva essere una mera commemorazione o un semplice ricordo. Importantissimo il pensiero va ai tanti morti e alle famiglie di chi ha perso un familiare. Ovviamente il nostro impegno è stato quello di costruire e ricostruire questo modello, offrendolo a quelle generazioni che del terremoto nulla sanno o sanno molto poco, e dare anche visibilità al nostro territorio, una visibilità nazionale ed internazionale, per dimostrare non solo quello che siamo riusciti a fare nel momento della reazione, quindi della ricostruzione, ma anche quello che siamo riusciti a fare tuttora oggi così importante sul modello della protezione civile, dell'emergenza e di tutti gli interventi in caso appunto di catastrofi. La ricostruzione, nessun scandalo, è stato realizzato in Friuli, anche da questo punto di vista c'è di che imparare, no? Beh, un modello sicuramente valoriale, etico, motivo per cui il modello è un modello, ripeto, come ho detto prima, non solo di ricostruzione fine a se stessa, comunque importante e comunque di straordinaria rilevanza, ma è anche proprio un modo in cui la comunità si è riconosciuta, si è tenuta insieme e in qualche modo continua ad essere quella comunità importante che conosciamo anche oggi e che quando diciamo essere un modello ormai lo decliniamo in tutti quei settori nei quali operiamo, dalla buona amministrazione alla prevenzione, alle riforme, alle relazioni internazionali. Insomma, credo che questo modello sia un modello assolutamente unico e utile a cui dare molta visibilità. Presidente Jacob, nell'ambito delle celebrazioni, delle commemorazioni per il 40° del terremoto, il Consiglio regionale si dedica espressamente alla produzione legislativa, a mostrare cosa il Consiglio regionale ha fatto per la ricostruzione. Beh, la ricostruzione del Friuli è stato soprattutto, direi, una forte dimostrazione di autonomia e dell'autonomia della competenza primaria della Regione, oltre che le competenze delegate dal Governo, e quindi soprattutto una grande attività legislativa. Le leggi che sono iniziate immediatamente con l'8 maggio, le prime norme urgenti per poi proseguire sulla prima legge della ricostruzione, successivamente sulle leggi di ricostruzione e sviluppo del Friuli, quindi una logica di crescita e una logica anche di ricostruzione, ma guardando le opportunità e le possibilità future della nostra Regione. Quindi presenteremo la raccolta di tutti gli atti normativi legati appunto alla ricostruzione, la raccolta di quelle che sono state le principali politiche legate appunto all'affermazione della specialità e all'esercizio delle deleghe, se pensiamo anche alle deleghe affidate alle autonomie locali, funzionari, sindaci, funzionari delegati, quindi una realtà che ha visto un'affermazione del federalismo ante letteram, prima ancora che se ne parlasse, quando lo Stato ancora ovviamente aveva visioni diverse.
E poi anche un'attività importante, credo, il Consiglio regionale solenne, alla presenza del Capo dello Stato, che sarà in un momento più diciamo, forte, ricadendo ovviamente nella seduta del 6 maggio, un momento più forte per il ricordo e per la proposta di quello che è un esempio unico, direi a livello nazionale, ma studiato a livello mondiale, con il quale si è affrontata una tragedia immane, ma si è ricostruito appunto un territorio. Signor Sindaco, l'Associazione dei Sindaci dei Comuni Terremotati è al fianco e si coniuga con la Regione d'Alti Entri per questo 40°. Sì, abbiamo lavorato tantissimo in questi mesi, sono mesi e mesi di lavoro, proprio a contatto direttamente con la Regione, e abbiamo fatto da coordinamento un po' con tutti i comuni, con tutte le varie associazioni, con questo comitato. Credo che il programma, l'avete sentito oggi, è un bel programma, un programma corposo, è un programma importante perché ci sono 103 manifestazioni, è un programma serio, nel senso che abbiamo fatto un programma del ricordo, però abbiamo fatto anche un programma per il futuro della Regione. Abbiamo guardato le nuove generazioni ed è questo uno degli obiettivi che ci siamo posti dall'inizio e sicuramente ce la faremo.